E questa mi hanno smontato la serratura, adesso è appoggiata. Il cortile di porco ha fatto festa. Adesso è appoggiata proprio. E anche la porta laterale. Cosa è successo ieri sera? Niente, è scattato l'allarme come sempre e ho abbandonato il mio negozio, sono venuto qua di corsa, in 5-6 minuti ero già presente il fatto e naturalmente sono scappati come che mi hanno visto. Un copione che si ripete da ben 9 volte. Ladri che saltano la recinzione, forzano gli infissi per poi fare razzia. E sempre di mira questa villetta di via Sozzi nel quartiere di Mazzocco a Mogliano. Probabilmente attratti dalla signorilità dell'edificio, per ben 2 volte sono entrati devastando le stanze, mentre per le altre 7 l'incursione è terminata con la fuga senza portar via nulla grazie al sistema d'allarme. Hanno divelto le finestre, la porta, hanno messo fuori uso le telecamere. Quasi un record per la famiglia Moro che, pur ringraziando forze dell'ordine e il controllo di vicinato, si è sfogata sui social, sottolineando come alla fine allarmi e inferriate servono solo a limitare la loro di libertà. Siamo ridotti in feriate, proviamo di mettere tutti i sistemi, ma si vede la voglia di questi signori di vivere a sbaffo.